Consumati qui. Imprenditore napoletano scrive a Monti e a Napolitano: 20 assunzioni subito se ha anche il diritto di licenziare. A Napoli bisognerebbe che mettessero in regola quelli che sono fuori regola. A Napoli bisognerebbe che mettessero in regola quelli che sono fuori regola. Però lui dice che è disposto a procedere a 20 assunzioni subito se potrà però scegliere sempre il merito. L'importante è che non ne licenzi 40. Cioè, non è così fuori perché qualcun altro la pensi come la pensa Marcegaglia, insomma, perché... E magari se licenzi uno perché rende un po' meno e magari in quella fabbrica si è consumato per il lavoro che fa, allora apriamo questa strada. È complicata. Io penso che bisogna stare un po' attenti, perché quelli che parlano di licenziamenti sono tutte persone che non lavorano in fabbrica, che vivono a reddito fisso. Dalla Fornero in giù, se andiamo a guardare anche i redditi che hanno presentati, cioè abbiano il buon senso di stare tranquilli, perché non sono rappresentativi della società che loro vorrebbero cambiare. Perché se fossero rappresentativi della società che loro vorrebbero cambiare, a me andrebbe bene. Cioè, se ci fosse un precario che dice voglio cambiare queste norme, ho pieno rispetto, perché lui vive sulla pelle i cambiamenti che sta chiedendo agli altri. Ma queste persone che chiedono di cambiare in peggio senza avere la rete di protezione adeguata, e poi vai a vedere come sono stati trattati dalle norme di questo paese, beh, insomma, un po' di umiltà in più credo ci vorrebbe.